Sapere di mare, terza edizione, e sono qua con l'ideatore Deus Ex Machina, con Cristiano Vidali, 23 anni, ti posso già definire filosofo? Ambizioso, ambiziosa come definizione. Allora, innanzitutto facciamoci spiegare da Cristiano cos'è Saperi di mare. Saperi di mare è un'iniziativa culturale che raggiunge quest'anno la sua terza edizione a Rosolina Mare e sostanzialmente si propone, diciamo, di mostrare che la cultura può essere qualcosa di accessibile a tutti se fatta in modo adeguato, se fatta ponendosi dei problemi che riguardano, che possono essere prossimi alla vita di tutte le persone, e che quindi sostanzialmente non... Perché c'è un po' sempre questa idea che appunto la cultura sia qualcosa di elitario, un qualcosa che deve stare nelle accademie, che deve stare nelle biblioteche, un qualcosa che si fa individualmente, privatamente, nel chiuso. E invece e spesso gli stessi promotori della cultura si sentono come incompresi nel loro portarla al di fuori di questi piccoli spazi. E invece la cultura, se veramente è tale, per le sue stesse ragioni, per la sua stessa forma, si apre alle persone che di essa possono fruire e devono poterlo fare tutti liberamente. Quindi Saperi di Mare è un po' il tentativo di fare questo in uno spazio, in un luogo un po' insolito, in cui appunto affrontando dei temi, degli argomenti che siano vicini ai problemi delle persone in senso pure esistenziale, diciamo, ma anche proprio della comprensione del nostro mondo, possono essere accolti da tutti quanti, possono essere vicini e possono essere fruibili e accessibili a tutti. Ecco, parliamo un po' di numeri. L'anno scorso, che era la seconda edizione, più di 1000 persone nel centro congressi di Rosolina Mare, tra l'altro la straordinaria partecipazione di Cacciari, che ha fatto una lezione magistralis importante, più di 300 persone, quindi decisamente la caratura delle serate è importante e ti facciamo merito di essere riuscito a portare in estate in una location particolare questi personaggi. Quest'anno, che è dal 24 al 30, sono 3 serate, martedì 24, mercoledì 25 e lunedì 30, abbiamo altre 3 teste di serie importanti. Abbiamo la professoressa Rossella Fabrichesi, il professor Franco Trabattoni e Antonio Lionello, per finire dal Far West al Far Web. Allora, cos'è il filo conduttore di quest'anno? Ma allora, diciamo che tutti questi anni un filo conduttore in senso tematico non c'è, cioè non è che c'è un argomento che connette i tre argomenti, le 3 serate. Ci sono degli elementi ricorrenti che di anno in anno cerchiamo di approfondire e portare avanti in senso, come dire, anche proprio confrontandoci con l'attualità. Ogni anno è dedicato un incontro alla democrazia. E quello dell'anno scorso appunto alla questione dell'educazione dei soggetti della democrazia, e quest'anno questo titolo un po' suggestivo, dal Far West al Far Web, vuole proprio mostrare il problema della compatibilità o della contraddittorietà del rapporto fra la democrazia e i social media, che vediamo che oggi è uno strumento che è diventato fondamentale per l'azione politica. Cioè, ci sono politici che le proprie campagne elettorali, oltre a farle in prima persona, ma fruiscono dei social come di uno strumento imprescindibile. Senza quello non avrebbero il successo che oggi hanno. E quindi questo è un tema che c'è tutti gli anni. Gli altri, il primo incontro, che si intitola La pratica del pensiero, e l'ultimo La festa della verità, sono proprio, diciamo così, una volontà proprio di mettere a tema le stesse ragioni che motivano questa iniziativa, quindi del chiederci perché siamo qui questa sera, che cosa si aspetta una persona nel venire a sentire questo genere di incontri, qual è l'aspettativa che ha nei confronti del pensiero come esercizio pubblico che viene condotto nella fattispecie nella serata determinata, ma anche poi come, diciamo, qualcosa, come un seme che può essere gettato e che può essere raccolto da ciascuno e che può farne qualcosa per sé anche autonomamente, anche indipendentemente dalla serata. E appunto sottolineare questo tema della festa della verità, questo volendo un po' il tema di tutta l'iniziativa da tutti gli anni, la dimensione pubblica, collettiva, festosa, intersoggettiva del pensiero, del dialogo, della dialettica, e quindi dello sviluppo anche di un'educazione della propria personalità, quindi qualcosa che non si fa in privato ma si fa nel rapporto con gli altri. Ecco, incantato da come parli, mi piace veramente il tuo eloquio, bravo. Che dire, quando studiavo io si diceva che filosofia la facciamo tutti. Quindi secondo te potrebbe nascere dal web, visto che io col web ci lavoro, un nuovo Marx, un nuovo Heidegger, qualcuno? Tra l'altro ce l'hai Facebook tu? No. Lo sapevo, ci avrei giurato che non ce l'avevi. No.
c'è la pagina Facebook di Saperi di Mare, ma non ho un profilo mio. No? Posso fare un'altra chiusura? Ti ringrazio di essere qua e anche per averci spiegato un po' la rassegna come si svilupperà. Però in voi filosofi c'è un po' di puzza al naso, nel senso che secondo me sottovalutare un fenomeno come i social, no, certo. Che decisamente stanno coinvolgendo la vita di tutti, dalla persona adulta come nel mio caso al ragazzino, magari cambia la piattaforma, però il social funziona. Certo. Voi che effettivamente lo snobbate, secondo me è un po' un problema. Sono totalmente d'accordo, cioè il punto è che la filosofia, a differenza delle altre scienze, diciamo, cioè le scienze hanno un proprio oggetto specifico, determinato, dicono, cioè la biologia studia questa cosa qua, la medicina studia questa cosa qua. La filosofia ha per oggetto di volta in volta il mondo storico che le sta attorno. Allora, se noi abbiamo una grandissima eredità dalla tradizione filosofica degli ultimi secoli, per cui appunto riflettendo una cultura alta, una cultura per lo più borghese, assumeva per oggetto quel genere di mondo, quel genere di problematiche e quindi, come dire, legittimava la propria posizione sociale in virtù di questo proprio oggetto di conoscenza. È chiaro che già secondo me nel secolo scorso, negli anni 60, c'è stato un grandissimo interesse in questo senso, perché con tutta la tradizione marxista, per esempio, c'è stata una enorme, non apertura, ma proprio volontà di porre come questione interna alla riflessione filosofica il rapporto con la base sociale che cultura magari non ne aveva nessuna. Quindi, come dire, la giustificazione della cultura avveniva nel suo correlarsi alla base sociale, quindi agli strati più poveri anche della popolazione. E al contrario, dal basso non si vedeva, si cominciava a vedere con meno diffidenza, invece con più fiducia la cultura, proprio perché andava in quella direzione. È chiaro che se oggi la filosofia, cioè diciamocelo pure, cioè se oggi la filosofia diventa una disciplina come le altre, per il tipo di mondo nel quale viviamo, nel quale appunto c'è la comunicazione, l'informazione, l'opinione si crea in modo estremamente veloce, in modo estremamente immediato, ma la filosofia semplicemente finirà dopo 2500 anni di storia in cui semplicemente sparisce dal novero delle attività umane. Non sono d'accordo. Io penso questa cosa, cioè fra un centinaio di anni, se si continua ad andare come si fa adesso, cioè i filosofi stanno nelle università, gli altri invece la guardano con diffidenza da fuori perché hanno altri modi di informarsi ed educarsi, semplicemente la filosofia finisce. Quindi sono totalmente d'accordo con quello che dicevi prima, che non è che si può, ma si deve capire che oggi i media, che oggi queste cose qua sono proprio la vita pulsante dell'educazione sociale, quindi bisogna guardarli con sguardo critico, ma critico nel senso di consapevole, vedere i limiti, le potenzialità, le risorse, tutto. Quindi c'è una filosofia che si scinde da questa realtà, è una filosofia che appunto viene meno alla propria stessa missione. Ti iscriverai a Facebook? No, prima o poi lo dovrò fare. Ti ringrazio comunque della giornata che sei venuto qua appunto a spiegarci Sapere di Mare. Faccio un'altra chiusura. Anni 70, io che sono ahimè vecchio, contestavano a noi giovani, che allora anch'io ero giovane, che seguivamo solo i cantautori e citavamo, invece di citare Leopardi o altri poeti, citavamo le frasi dei nostri cantautori di riferimento, e effettivamente avevamo ragione noi. Fatto stesso che è andato il Nobel a Bob Dylan. Quindi meditate, gente, meditate, e dobbiamo fare una mediazione tra voi luminari e paludati filosofi e noi del volgo, va bene? Beh, quindi è una domanda? No, era una constatazione, perché nel senso che secondo me non c'è una filosofia alta o bassa, c'è una filosofia oggi uno vediamo che riflette. Che comunque ci sono per esempio dei festival che cominciano a prendere il nome di Pop Sofia, che possono essere ritenuti sia delle deviazioni rispetto a quello che invece dovrebbe essere. Parli di deviazioni? No, possono essere ritenuti perché lo sono ritenuti da alcuni, dico, quindi delle deviazioni rispetto ad un tenore invece più composto che dovrebbe avere questo esercizio, oppure può essere visto come io vedo, come a volte, diciamo così, un modo di indulgere un po' troppo con cose che in realtà troppa attenzione non la meriterebbero. Però allo stesso tempo come una volontà genuina, cioè un'istanza genuina di dire: ma se oggi questa cosa è un fenomeno sociale, è un oggetto sociale, è qualcosa tramite cui si costituisce quelli che sono i soggetti umani e quindi i futuri soggetti delle democrazie,
Perché questo è il punto, cioè con questi mezzi, con questi contenuti, ma tutto, cioè non soltanto i social, le pubblicità, il giornale, la struttura, l'impaginazione, la radio stessa, cioè tutte queste forme che sono, come dire, l'aria che noi respiriamo quotidianamente e quindi il sostrato dei nostri pensieri, sono oggetti sociali che determinano cosa oggi è l'uomo, cosa oggi è l'uomo. Cioè, quando Marx diceva, quando si passa dal mondo della zappa al mondo dell'aratro, non è che semplicemente si moltiplica il numero, in termini di effetti, il numero di risultati che prima gli zappatori ottenevano, si trasforma il mondo. È un altro mondo il mondo dell'aratro rispetto al mondo della zappa, perché riconfigura il modo di produzione, la distribuzione dei prodotti, la natura stessa dei prodotti, l'assegnazione della proprietà, riconfigura tutto. E allora, in questo mondo, le cose che noi oggi abbiamo stanno producendo una trasformazione radicale, e prima c'è un sistema di pensiero che cerca di affrontarla di petto in modo consapevole, e prima potremo essere veramente soggetti storici di questa trasformazione e non invece suoi, diciamo, passivi osservatori che la subiscono, e anche in ritardo, certo, tremendamente in ritardo. Ti ringrazio, grazie Cristiano, è un piacere.